Diciamo che il superbonus è nato per essere utilizzato nei condomini, anche se inizialmente si pensava che fosse stato meno utilizzato per questo. In realtà, se andiamo a vedere i dati, possiamo vedere che in Italia ad oggi sono 37.000 gli interventi asseverati per il superbonus 110%, e di questi solo il 13% riguardano fabbricati condominiali, però in realtà questo 13% muove il 47% della spesa. Quindi in realtà lo strumento sta iniziando ad essere utilizzato anche dai condomini ed è un segnale molto molto positivo. C'è stato molto entusiasmo all'inizio, c'è ancora entusiasmo adesso, soprattutto da alcune parti della filiera, non da tutti i soggetti, perché alcuni soggetti diciamo che rischiano in qualche modo di restare un po' esclusi o comunque di non essere ben inseriti all'interno della filiera. Parlo soprattutto delle imprese di costruzione, ma tutti gli altri soggetti, dai progettisti ai rivenditori di materiali, agli stessi produttori di materiali, oggi hanno una grande opportunità, perché è un'opportunità che riguarda l'intervento innovativo sul settore dell'edilizia. Le imprese sono un po' più lente in questo cambiamento, però ci sono moltissime imprese che stanno lavorando. Diciamo, una ricerca che abbiamo fatto su un campione di 600 imprese nel Veneto dice che il 23% di queste stanno già lavorando con i superbonus. Anche questa è una buona notizia. Quindi possiamo dire che il superbonus sta riuscendo nel suo intento e sta portando gli edifici italiani a una maggiore sostenibilità e a una migliore appunto utilizzo dell'energia. Certamente sì, soprattutto bisogna pensare che questo è uno strumento in divenire. Abbiamo saputo da qualche giorno che verrà prorogato al 2023, è uno strumento che soprattutto per i condomini ha bisogno di tempo per fare le scelte, per fare le deliberazioni condominiali, però ad esempio lo strumento ad oggi ha già mosso a livello nazionale 5,7 miliardi di investimenti, che non è poca cosa in un mercato che sta ripartendo. E da un altro lato bisogna dire che ci sono delle regioni dove lo strumento è molto più utilizzato che in altre regioni. Ad esempio il Veneto è la prima regione in Italia per velocità di utilizzo dello strumento. A livello nazionale abbiamo circa 1,4 interventi ogni 1000 famiglie, in Veneto siamo sostanzialmente a 2,2, cioè chi già nel passato ha ben risposto alle opportunità fiscali oggi ha un'opportunità in più, ed è un'opportunità che va colta assolutamente, e dobbiamo tutti quanti muoverci verso questo sistema di interventi, che è il sistema che può dare soprattutto quella necessità di risparmio energetico e di miglioramento del sistema abitativo, che è una delle sfide che abbiamo davanti per il futuro.